Questo Arredamont, io dico, parla di noi perché il legno ha una tradizione secolare nel territorio veneto, friulano e poi anche in tutto l'arco alpino, e trova qui dentro la sua massima espressione nell'arredamento, nei complementi d'arredo, nell'oggettistica. È una mostra questa, l'Arredamont, unica nel suo genere e per certi aspetti secondo me iconica. Sì, alle volte qualcuno dei nostri visitatori dice ma questo legno soffoca. Io credo che in questa edizione invece i maestri artigiani abbiano saputo sapientemente creare innovazione pur restando fedeli alla tradizione. È una cosa difficile da fare. Fra l'altro una cosa che oltre all'arredamento tipico di montagna abbiamo molti espositori che hanno voluto sia mantenere quello stile ma sia proporre in Arredamont anche delle linee cosiddette moderne che possono stare tranquillamente in un appartamento di centro città tenendo il legno come punto di riferimento. Sì, io credo che le parole d'ordine che noi dobbiamo declinare all'interno delle nostre esposizioni sia mostrare il nostro territorio e mostrare soprattutto l'eccellenza del nostro territorio in vista delle Olimpiadi in cui arriveranno molti visitatori stranieri ed è un'occasione unica per farci vedere. Farci vedere significa farvi vedere la maestria, l'eccellenza che queste aziende sono in grado di mettere in campo. Qui dentro, secondo me, c'è identità, c'è territorio, c'è professionalità, c'è Made in Italy, c'è unicità. Cioè tutte queste cose qua io credo che siano gli ingredienti delle Olimpiadi. Quest'anno design d'interno è il tema e per chi verrà o per chi sta visitando questa mostra capisce immediatamente il fatto che questi maestri artigiani sono più che degli artigiani, dei maestri d'arte, sono degli artisti e da qui il passo è stato breve. Abbiamo voluto mettere dentro ad Arredamont arte in fiera che propone artisti che fanno design e poi c'è Serie Unica, un progetto bellissimo in cui 9 aziende artigiane del Veneto hanno rappresentato i 9 siti UNESCO del Veneto con degli oggetti d'arte, alcuni anche di legno. Noi siamo convinti che l'Arredamont è un punto di forza della manifestazione fieristiche della Fiera dell'Ungarone. La consideriamo tale per la sua importanza perché rappresenta l'identicità dei prodotti italiani e soprattutto i prodotti della montagna. L'Arredamont è l'arredo della montagna e con diciamo, la venuta dell'autostrada, sopperstrada, chiamatela come vuoi, sarà un punto di riferimento anche per altri territori. Mi riferisco per esempio a Venezia, piuttosto a Treviso, piuttosto a Verona e anche altri posti. La gente ha apprezzato l'Arredamont, infatti quest'anno abbiamo circa 158 espositori, alcuni vengono anche da paesi limitrofi tipo l'Austria, Ungheria eccetera e questo è a dimostrazione che la nostra fiera attira la gente. È una fiera che è in salute quest'anno e speriamo che continui così. Assolutamente, Arredamont è sicuramente una delle fiere più importanti e la centralità è proprio la montagna. Ci sono molti espositori e il tema principale è proprio l'arredo di montagna. Certo, l'ha detto anche prima il presidente Michele Dalfarra che quest'anno proprio la fiera vuole puntare anche sull'innovazione e sulla sostenibilità e sicuramente questa è una delle cose più importanti per il nostro territorio bellunese. Sì, l'Ungarone è centrale per quanto riguarda tantissimi aspetti, lo viviamo oggi con Arredamont, con il legno e con tutto quanto il mondo dell'arredamento di montagna e non solo, ma lo viviamo poi con la fiera del gelato, con Ricostruire, con Caccia e Pesca e molti altri, per cui diventa un punto assolutamente centrale. Questa è una Arredamont nuova, è una Arredamont dove sono stati aperti nuovi aspetti di quello che contraddistingue il mondo dell'arredamento, quindi abbiamo anche il design, abbiamo un'implementazione dell'arte e questo credo che possa attirare e possa essere di interesse per un
range molto più alto di persone e di interessi. Queste maschere rappresentano il nostro carnevale di Tarcento. E a carnevale, ben si intende, si fa le mascherate, come diciamo noi a Tarcento, e vengono indossate queste qui per non essere conosciuti. La nostra particolarità è il mobile artigianale completamente laccato a mano e anche dipinto a mano. Il materiale dona il sapore del tempo che lo lasciamo con le pattern originali dei vari materiali, quindi ogni colore, ogni tavola ha un colore suo dato dal tempo che lo mantiene e lo valorizziamo in ambito assoluto. Allora, è tutto in legno massello, quindi è molto resistente, e la caratteristica principale sono tutte le venature e i nodi, quindi si può giocare molto con le finiture, giocando con pattine che creano tutte queste sfumature, come si può vedere anche nella libreria lì dietro o nei vari mobili qua. Ci sentiamo anche di far parte di questa fiera, perché insomma... E poi cerchiamo di distinguerci portando dei pezzi belli, importanti, di epoca, che fanno un po' anche la differenza in un appartamento, specialmente gli appartamenti del giorno d'oggi, modernissimi, dove c'è solo un po' di vetro, un po' di acciaio, tutto semplice, come dicevano certe persone, sembrano sale operatorie. I nostri mobili un po' colorati danno un po' di vita un po' anche all'appartamento. I nostri prodotti vengono fatti in Val di Sole, artigianalmente, da me, mio padre, essendo una gestione familiare. Ci siamo ispirati al bosco, dato che è vicinissimo a casa nostra, e non so se tutti lo sanno, ma le corna sono caduche, quindi noi raccogliamo quello che la natura ci lascia e creiamo, si possono dire dei pezzi d'arte